Dorgali e Calagonone, un paese e due anime. Insieme offrono tutto ciò che un visitatore si aspetta e poi lo sorprendono con molto altro ancora. Un luogo perfetto per chi ama il turismo attivo, i festival jazz e la buona cucina. Il bello del territorio di Dorgali è sta proprio nella varietà delle cose che si possono visitare. Ci sono circa 365 siti archeologici censiti, di questi 4 sono visitabili con una visita guidata. Ci sono le grotte del Bue Marino, le grotte di Spinigoli che sono raggiungibili invece via terra. Ci sono dei musei, il museo archeologico, il museo del Parco Sciabavrisca, l'acquario a Calagonone che è l'unico acquario in Sardegna, il territorio adattissimo per trekking, per climbing, per qualunque tipo di attività all'aperto. Quindi non possiamo definirlo con un unico gioiello, proponiamo il territorio nella sua interezza. Il turismo di Dorgalese o di Calagonone è un turismo fatto per chi? Allora, possiamo dire che è fatto un po' per tutti. Quello che forse manca un po' di più sono le attrattive notturne per i giovani. C'è sempre stata quasi solo una discoteca e ogni tanto, insomma, non è sempre che abbiamo avuto una discoteca aperta, infatti non siamo ricercati per questo motivo. Siamo ricercati sicuramente per le attività outdoor, quindi tutto il turismo sportivo che si sta sviluppando in questi ultimi anni. Il turismo balneare ovviamente, ma non solo, come dicevo prima, enogastronomia, ultimamente stanno iniziando anche i vari tour all'interno delle vigne con i produttori stessi per capire come viene fatto il vino nella vallata di Oddoene, per esempio, che è uno dei gioielli che abbiamo. Visto che in questo momento ancora sta iniziando la gente a muoversi, a voler viaggiare, a voler visitare i posti, chiunque voglia venire in questo momento a Dorgali e Calagonone potrà goderne come probabilmente non potrà farlo mai più, perché avrete un'esperienza quasi esclusiva solo per voi, quindi chiunque abbia voglia di passare 2 giorni di bellezza può venire qua a Dorgali e Calagonone. Calagonone, dal punto di vista turistico, come la definiresti? La definirei un'icona perché secondo me è un posto che ormai negli anni è diventato un punto di riferimento per l'Europa, lo sta diventando per il mondo. Questo anno qui magari ha dato un attimino una frenata, però comunque è un punto vivo che rimane comunque nell'immaginario di tutte le persone che ricercano un certo tipo di attività e un certo tipo di turismo. Che tipo di offerte date al turista che vuole venire qui a Calagonone? Diciamo che gli diamo un po' quello che vuole, perché quando una persona vuole fuggire dal tran tran della città, quando vuole fuggire dalla vita reale e buttarsi in un sogno, viene a Calagonone. Abbiamo il mare a un passo dalle montagne e le montagne a un passo dal mare, le valli a un passo dalle montagne e quindi a un passo dal mare. Quindi vuoi nuotare, vuoi andare in kayak, vuoi immergerti, vuoi visitare una grotta, vuoi appisolarti su una spiaggia all'ombra o sotto il sole, vieni a Calagonone. Vuoi gustare i sapori, vuoi sentire la storia della Sardegna, puoi fare un trekking, puoi fare un'escursione culturale, puoi fare un'escursione archeologica e vivere quindi la storia della Sardegna e del Mediterraneo, perché la Sardegna, essendo il cuore del Mediterraneo, è quella che ti racconta un po' la storia del mondo, in poche parole. Quindi Calagonone e Dorgali offrono questo, offrono, detto in termini semplici, escursioni di tutti i tipi, escursioni dentro i paesi e centri storici, escursioni nei nuraghi, escursioni nelle montagne, il canyon di Gorropu, il villaggio nuragico di Tiscali, quindi puoi fare tutto quello che vuoi. Se tu ami fare una cosa, può diventare il tuo lavoro. Se ti piace volare, può diventare il tuo lavoro, perché da pochi anni qui a Calagonone, e non solo, ma in questo caso a Calagonone ci sono dei ragazzi che amano fare volo libero, parapendio, lo stanno facendo diventare il loro lavoro. Ci sono ragazzi che amano fare arrampicata, ci sono ragazzi che amano fare trekking, amano la natura e ne stanno facendo il loro lavoro. Sono nati qui, di conseguenza cosa vuol dire? Che casa tua è il tuo lavoro. Più di questo cosa vuoi? Questo è il massimo per uno che viene a chiedere un servizio qui da noi. Ti chiedo di portarmi su una montagna, io ti porto a casa mia. Nel turismo fare rete è la base, il turismo fare rete è tutto. Se io ho un servizio, a un cliente ha bisogno di anche un altro servizio, se io conosco un'altra persona che fa qualcosa di più,
diventa un mio collaboratore. Se ne conosco tanti, io posso offrire tanto. Di conseguenza questo ci farà crescere tutti. La rete, la collaborazione con gli amici, ma anche con i conoscenti, con una persona che ho conosciuto ad un corso, che ho conosciuto in un'escursione, un collaboratore che fa un lavoro uguale al mio a 500 km di distanza, o a 200, o a 100, in un'altra parte della Sardegna, bellissima come la nostra. Se io offro Calagonone, ma offro anche un mio collaboratore nel nord Sardegna, nel sud, nell'est e nell'ovest, io do il massimo ai nostri clienti. Quindi la rete è tutto, la rete è il nostro futuro, la rete è garanzia di sopravvivenza e di evoluzione. Parlando di evoluzione e di prospettive, qual è la prospettiva del turismo in Sardegna dal tuo punto di vista? La prospettiva, diciamo che è questa, secondo quello che ho imparato molto da chi mi ha insegnato questo lavoro, che è il mio amico socio Pierluigi, è questa, che se tu offri la tua passione, offri il tuo lavoro e lo offri in maniera genuina, senza artefatti, senza qualcosa che ho visto alle Canarie o senza qualcosa che ho visto in Alaska, offri la tua genuinità, tu garantisci il futuro del turismo in Sardegna, perché noi siamo la Sardegna che può fare i paragoni con tutti, ma la genuinità e la tradizione della Sardegna è il futuro della Sardegna. Se noi rimaniamo sardi, aperti al mondo, ma con la nostra identità, noi garantito avremo lavoro per il futuro in evoluzione, non statico. Non solo attività all'aria aperta. Calagonone è anche l'epicentro di uno dei più importanti festival jazz dell'isola, quest'anno al suo 33esimo compleanno. Il nostro concerto è un concerto dedicato a Edith Piaf e agli chansonniers, quindi musica francese, e abbiamo fatto una selezione ovviamente perché sono tantissimi gli autori francesi e abbiamo fatto una selezione di quelli che a noi toccavano di più. E ci aspettiamo, che dire, possibilmente se tutto funziona bene potrebbe essere davvero un momento magico. Sono molto emozionata e concentrata perché sto cercando di sentire l'energia di questo posto e trasmetterlo, insomma, in musica al pubblico. La vie en rose, il m'a dit dans mon dos les choses m'ont fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, il part de bonheur. Quanto è difficile adesso, in questa fase 2, ripartire, suonare e fare concerti? Stiamo rinascendo tutti. A me non fa tanta differenza, nel senso che il musicista arriva, si piazza e suona o fa il sound check, insomma facciamo quello che si fa sempre. Chiaramente lo devi fare con più difficoltà, però ti dico, io da di qua ho la stessa emozione di sempre, anzi forse un po' di più, perché siamo stati 4 mesi fuori dal palcoscenico, almeno io, e adesso finalmente c'è qualcosa da rispolverare.
souliers, joli bras soleil, à tes pieds et ce penser qu'une café, que je me taque le café, qu'une café, que je me taque le café. Quanto è importante la musica e la cultura per la ripartenza di una nazione, specialmente come quella italiana? Beh, proprio parlando di noi, automaticamente dobbiamo puntare sulla cultura perché è il nostro biglietto da visita con tutto il mondo. E in più non solo, se si può abbinare la cultura a dei luoghi naturalistici come questi, ma anche altre situazioni che possano andare di pari passo di interesse e per ricreare anche la fiducia del pubblico nel frequentare questi luoghi e questi concerti, questi eventi, noi possiamo essere i numeri uno, mi permetto di dire in questo momento, perché abbiamo le carte sia da un punto di vista artistico che da un punto di vista di luoghi all'aperto, suggestivi, suggestioni, quindi dobbiamo ripartire da qui, assolutamente. Un bilancio di quello che è Calagonone Jazz Festival oggi nel 2020, ad ora come sta procedendo la manifestazione? Ma viste le situazioni di partenza, non le situazioni perché sono state veramente tante e diversificate, cioè una situazione veramente eterogenea, burocrazia, organizzazione, autorizzazioni, finanziamenti. Dopo un inizio un po' preoccupante e burrascoso, io dico che il bilancio è più che positivo, anzi, cioè noi dell'organizzazione molto soddisfatti, però da quello che abbiamo potuto constatare anche rispetto ai contatti sui media, alla stampa, siamo stati veramente molto seguiti, abbiamo ricevuto anche complimenti al di là poi del palinsesto artistico, cioè proprio complimenti per quello che siamo riusciti a realizzare. Fare il turismo con la cultura è possibile per ripartire? Ma assolutamente sì, io credo che sia e debba essere una costante della nostra vita e soprattutto in situazioni diciamo di particolare gioia e di festa, come quando ovviamente dopo un anno di lavoro si può andare in vacanza durante le tra virgolette ferie. Insomma, a maggior ragione è giusto trovare nelle località delle forme di espressione artistica, cioè la visita di una mostra, di un museo, l'acquario, dei concerti, cioè che possono essere anche di musica leggera, di pop. Noi siamo appassionati di jazz, abbiamo da tantissimi anni, questo è il 33esimo anno, dedicato le nostre energie verso questo genere. Credo sia stato comunque importante anche per il territorio, oltre che per tutti noi, insomma, perché di sicuro siamo cresciuti un po' tutti anche culturalmente.